Si definisce una cittadina preoccupata per i cambiamenti climatici, per questo si è incatenata uno degli alberi della passeggiata Bianchini tra via Sografi e via Facciolati, che da ieri sono in fase di abbattimento per creare lo spazio necessario per far passare le rotaie della nuova linea del tram volta a Barozzo Stazione. Ha 25 anni, preferisce farsi riprendere di spalle, non vuole dire il suo nome, ma vive a Padova. Sono anni che i cittadini padovani esprimono dissenso contro questo progetto, eppure il Comune ha comunque deciso di andare per la sua strada e di ignorare tutte le proposte, le alternative e il dissenso. E credo che sia molto importante preservare gli alberi antichi, perché ci vuole davvero molto tempo perché un albero del genere possa ricrescere, e dobbiamo pure considerare che stiamo di fronte a una crisi climatica e che il clima che c'è ora non è lo stesso che c'era 50 anni fa. Durante le ondate di calore che ci sono a Padova in estate, che sono sempre più frequenti e sempre più forti, avere degli alberi che abbassano la temperatura, che rendono più vivibile l'area urbana è davvero fondamentale ormai. È arrivata alle 5 del mattino e si è incatenata, rimanendo lì per qualche ora e facendo ritardare l'avvio dei lavori. Poi alla fine, quando gli operai, arrivati con le motoseghe, hanno iniziato a tagliare altri alberi, si è decisa a desistere, ma chiede che i padovani si mobilitino per salvare gli alberi. Sono qui anche per dire che, cioè per mostrare ai cittadini che ci sono anche dei modi più efficaci di protestare, non è solo lamentarsi a parole, ma io da sola oggi ho bloccato un cantiere per un po' di ore. Pensate se fossimo state più persone o magari in 100 che cosa avrebbe potuto portare. Quindi quello che voglio mostrare è che ogni azione può avere un effetto anche potente. Quando le chiediamo cosa ne pensa della nuova linea del tram e del fatto che potrebbe togliere del traffico dalla città, ecco la sua riflessione. Io non sono d'accordo sul fatto che toglierà molte auto, perché comunque le persone che prendono i mezzi ora continueranno a prendere i mezzi, saranno più avvantaggiate magari dal tram o da un altro sistema alternativo che si potrebbe pensare, ma chi prende la macchina continuerà a prendere la macchina, quindi non è così che si risolve il problema del traffico, anche perché il costo dei mezzi pubblici è sempre più alto.